perché nel 2000 la sconfitta nelle elezioni regionali aprì le porte alla vittoria del 2001 del centrodestra. Nel 2005 il fatto che noi abbiamo vinto in 12 regioni su 14 ha dato lo slancio per vincere le elezioni nel 2006. Questa volta non ci sono elezioni, almeno previste, diciamo, immediatamente successive, ma l'influenza sarà grande. Si vota in 13 regioni, 11 delle quali governate dal centro-sinistra. È evidente, no, che è chiaro che il risultato avrà un impatto, perché se noi confermiamo gran parte delle regioni si apre un certo tipo di scenario. Se loro dovessero sfondare se ne apre uno tutto diverso. Non solo, ma noi, e Venezia è uno dei luoghi del laboratorio, di questo laboratorio stiamo costruendo, no, uno schieramento alternativo di governo, con un'esperienza in molte realtà, 4 regioni, Venezia, altri posti, di costruzione di una convergenza tra il centro-sinistra e l'UDC. In altre realtà, come la regione Veneto e altre, l'UDC ha scelto di andare da solo, in ogni caso non con Berlusconi, e quindi c'è una situazione in movimento, no, aperta, ed è chiaro che un esito elettorale che ci spinga e che premi la nostra azione, accelererà anche la costruzione di un'alternativa. E di un'alternativa c'è un bisogno folle, anche alla luce di tutte, no, di una proposta alternativa, alla luce di quello che è successo in questi giorni, insomma, no? Perché questo paese può continuare a essere governato da chi ignora ogni norma, ogni procedura, ogni legge, ogni regola, no? Cioè, l'Italia sta diventando sempre più uguale alla fattoria degli animali di Orwell, per chi ha letto quel romanzo, no? No? In cui i maiali che comandavano, per il fatto di comandare, avevano stabilito che la prima regola è che loro che comandavano erano sottratti alle regole degli altri. È esattamente quello che sta avvenendo in Italia, no? Allora, io penso che abbiamo bisogno, anche per quello che abbiamo visto sotto gli occhi in questi giorni, di accelerare la costruzione di un'alternativa. Appunto, il voto è un passaggio essenziale nel dare una spinta in questa direzione. Quindi io vi ringrazio di essere venuti qui in tanti, della pazienza che avete avuto nell'ascoltarci, ringrazio Bortoluzzi e Tiozzo per tutto quello che stanno facendo e con loro gli altri candidati che stanno correndo. Mi permetto appunto di chiudere appellandomi a ciascuno di voi e dicendo: il risultato che noi avremo il 28 e il 29 dipende da quello che ciascuno di noi farà, e ciascuno può farne un pezzo importante. Grazie. Grazie a tutti, grazie a Piero Fassino e buon lavoro a tutti noi.